Sì, questa è la quinta tappa, pensate, quelle che sono in corso già realizzate, avviate, il Pedemontana e la Pedemontana è la quinta, Passanti di Mestre, Valdastico Sud, l'otto 28, 29 della 28, la Sacile Conegliano, la terza corsia sull'autostrada verso Trieste e adesso la Pedemontana e continueremo ancora perché ne abbiamo ancora da attivare. È la stagione del fare, è soprattutto il mantenimento delle promesse che avevamo fatto ai nostri concittadini. Il Veneto, che in questi anni ha sopportato, anche la nostra economia ha sopportato la mancanza di infrastrutture, oggi sta recuperando il tempo perduto. A fine del 2015 i nostri tassi di infrastrutturazione, non solo in termini stradali, ma anche ferroviari e acquei, sarà pari a quello della Baviera. Stiamo lavorando su un'area che è la più sviluppata in termini industriali del Veneto e anche una che ha visto in questi anni un maggior aumento di cittadini. Pensate, il Veneto dal 60 ad oggi ha visto aumentare la propria popolazione del circa il 30%. Qui nella Pedemontana la popolazione dal 60 al 64 in poi è aumentata del 66%. Qui è una delle aree più importanti della nostra struttura produttiva e tenerla imbottigliata, avere, come dire, la necessità di collegarla con i grandi assi era una componente fondamentale anche per la concorrenzialità delle nostre imprese. Il costo del trasporto, chi fa manifatturiero e anche altri va a incidere senza quest'opera per valori oltre il 10%. Liberalizzandola così il costo del trasporto diminuisce e quindi le nostre merci sono più competitive. Ma non è solo un problema di attraversamento e di sbottigliamento delle merci, c'è anche un problema, come dire, di possibilità, mobilità interna per le persone. Pensate, qui su 92 km ci sono 14 caselli. Sui 14 caselli possono entrare i concittadini in maniera gratuita e possono spostarsi 21 km ad est e 21 km ad ovest in maniera gratuita, quindi rappresenta anche uno sbottigliamento delle aree interne. Rappresenta anche una liberazione dei nostri bellissimi centri che la Pedemontana attraversa, perché i cittadini non passeranno più all'interno dei centri abitati, ma nei trasferimenti limitati di breve raggio possono utilizzare gratuitamente la Pedemontana, quindi a doppia valenza. Oggi possono usarla gratuitamente dal momento dell'entrata in esercizio per 21 anni, però tenete presente sempre una cosa: questa è un'opera regionale. L'opera regionale cosa significa? Significa che dopo il quinto anno di esercizio gli utili che questa opera genera, gli utili di gestione, non vanno interamente a chi ha la concessione, ma il 50% torna alla Regione e quindi abbiamo ulteriori risorse per prorogare la gratuità oltre i 21 anni, ma anche per fare grandi opere. E questa, come dire, il tesoretto che ci potrà permettere, ci potrà dare utili alla comunità dopo i 5 anni di esercizio. Tante opere complementari di questa opera vengono realizzate in concomitanza con l'opera. Adesso abbiamo un altro tesoretto di circa un'ottantina di milioni di euro che stiamo lavorando con le due province che fanno da coordinamento con i comuni per vedere dove metterli, dove pianificare e dove realizzare le opere complementari. Ai comitati che dicono che è una superstrada che nasce già vecchia perché non intermodale, cosa risponde? Guardate, io mi confronto con chi rappresenta legittimamente i cittadini, che sono i sindaci, che sono i presidenti di province, i consigli comunali, i consigli provinciali, chi è stato eletto democraticamente. Punto.